Allora, sono Andrea Tiberi, nella vita faccio il ciclista, professionista di mountain bike e carriera, allora, ho fatto soprattutto cross country, che è la disciplina olimpica, e ho avuto insomma, la fortuna e il piacere di andarci alle Olimpiadi nel 2016 a Rio de Janeiro, che è stato un po' insomma, l'apice della mia carriera. Però in questi anni ho imparato a vivere la mountain bike un po' come esperienza di vita a 360 gradi, non è solo gare e pedalare, ma è anche godersi una giornata anche solo di riding con gli amici, in montagna o in altre discipline diverse dalla mia, e godersi anche quello che viene prima e dopo un'uscita in mountain bike, quindi anche il mangiare bene, visitare dei bei posti. E quindi dai, qua sono stato invitato qua a Tremosine per la gara per la Tremalzo Bike e, e sono insomma stato contento di venire, perché ovviamente qua c'è un po' tutto quello che è la bella vita intorno alla mountain bike, quindi il mangiare bene, insomma siamo qua a degustare degli ottimi prodotti locali, e c'è insomma dei bellissimi paesaggi, una bellissima ambientazione per quella che è la gara che viene organizzata qua, quindi insomma è un piacere essere qua, perché questo fa parte del vivere la mountain bike a 360 gradi, non solo focalizzati sulla gara e basta, ecco. Una delle cose più importanti che ho imparato in carriera è stato anche questo, godersi anche l'andare in bici al di fuori delle competizioni, al di fuori degli obiettivi più importanti dell'anno. Quindi domani siamo qua per correre, ma anche per goderci questo bel weekend.